104 ciclisti si sono dati battaglia ieri alla 14ª edizione della gara ciclistica Udine-Ravascletto, vittoria del veneto Luca Gatto del team Giorgione. La classica di ciclismo juniores, rinata dopo 8 anni di assenza, è stata organizzata dal gruppo sportivo Danieli di Butrio. Luca Gatto conquista la 14ª edizione della gara ciclistica Udine-Ravascletto, andata in scena domenica 7 luglio, una classica per categoria juniores, ritornata dopo 8 anni di stop per merito del gruppo sportivo Danieli, capeggiato da Marco Floreani. Il ritorno della Udine-Ravascletto è stata l'occasione per dedicare la gara alla memoria di Roberto Toffoletti, un ciclista dilettante di ottimo spessore agonistico negli anni 80, prematuramente scomparso nel 2011. Partenza alle 14 da Udine con 104 ciclisti schierati al via in rappresentanza di 12 squadre con concorrenti provenienti da ogni regione d'Italia ma anche da Slovenia e Croazia. Davanti a tutti i 13 portacolori dell'ABS Team Danieli, un percorso di 111 km con 1320 metri di dislivello. Da Udine poi si transitava in sequenza per Cividale, Tarcento, Gemona per puntare poi verso la Carnia attraversando Tolmezzo, Villa Santina. Al terzo e ultimo Gran Premio della Montagna, a Raveo, la selezione decisiva con la fuga di Dallabetta, Tecchio e Gatto con Zambon e Padoan all'inseguimento. A Comegliansi iniziava la salita più ostica della giornata con Gatto e Tecchio soli al comando nei 7 km finali con pendenze accentuate fino al 14%. Nell'ultimo tratto di gara Luca Gatto del Giorgione la spuntava per soli 3 secondi su Marco Tecchio della Rotogal. Al terzo posto rientrava un ottimo Gianluca Forcolin del team Selle Italia, partito troppo tardi all'inseguimento dei battistrada. Al quarto posto Matteo Fabbro, quinto il portacolori del team Danieli, Giuseppe Giustolisi. Luca Gatto, il trionfatore della 14ª edizione della Udine-Ravascletto, è stata una grande gara la tua, la differenza l'hai fatta in salita. Sì, bellissima gara. Avevo una buona gamba in salita con il corridore della Rotogal, abbiamo fatto un buon ritmo e l'ho battuto in ultima, in volata. Una gara molto combattuta dall'alto spessore tecnico, al via alcuni juniores tra i più forti del panorama italiano. Ottima l'organizzazione del gruppo sportivo Danieli.